Ora spazio al Fondo Sanitario degli Artigiani, un fondo davvero importante che ha raggiunto il suo decennale. Sani in Veneto festeggia 10 anni di attività. Il Fondo regionale di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori delle imprese artigiane guarda al futuro nel segno della continuità, consapevoli di quanto sia fondamentale fornire assistenza ai lavoratori e alle loro famiglie. A parlare chiaro, oggi sono i numeri, ma anche le sinergie. La comunità Sani in Veneto è una comunità di 135.000 iscritti, 30.000 imprese, un capitale sociale che riguarda e che copre quasi 500.000 di persone nel territorio del Veneto, che sono anche i familiari degli iscritti al nostro fondo. E poi l'altra cosa che ha conquistato nel tempo è stata l'autosufficienza, cioè praticamente non è un fondo intermediato, non c'è un'assicurazione, è un fondo no profit e questo ci dà una libertà e la capacità di utilizzare i fondi che raccogliamo e rimetterli in circolo nel territorio. Un fondo innovativo perché le parti sociali che lo compongono, Confartigianato, CNA, Casa Artigiani, CGIL, CISL e UIL, hanno voluto renderlo regionale rimanendo vicini al territorio. Questo ha permesso la taratura di un modello molto vicino al territorio che punta anche a una presenza con più di 200 sportelli e che ha intrapreso anche un cammino di autogestione, quindi non siamo un fondo assicurato, non c'è una compagnia assicurativa dietro, ma sono uno spirito sussidiario della bilateralità del Veneto. Questo modello virtuoso ha permesso durante l'emergenza Covid di strutturare una serie di ulteriori prestazioni che si sono aggiunte a quelle che costituiscono il diritto contrattuale ed erogare più di 8 milioni di euro al Veneto. Un intreccio quello della parte datoriale con la parte sindacale di cui si ricorda nitidamente l'inizio che ha dato il via ad un modello unico nel panorama italiano. Partiti da zero. Io ho partecipato ai primi tavoli tecnici e devo dire che siamo partiti veramente non sapendo a cosa si andava incontro, però con grande entusiasmo, devo dire la verità, il fatto di poter fare qualcosa per gli imprenditori e per i nostri dipendenti, qualcosa di nuovo nella sanità integrativa, per cui una bella avventura che ha avuto un bellissimo esito perché se vediamo i risultati di adesso sono risultati estremamente importanti. Tanta la strada percorsa, tuttavia per il futuro le parti hanno le idee chiare. Il fondo deve diventare il fondo del Veneto, di tutte le categorie. Bisogna avere il coraggio, fare un salto in più e creare quella sinergia con tutte le caratteristiche che servono per creare un fondo grande che sia di supporto alla sanità pubblica, ma non sostitutivo. Attenzione, il fondo sanitario non deve entrare nella logica di essere la sostituzione della sanità pubblica.